Oggi parliamo di cibo di strada a Napoli. Siamo a Porta Capuana, nel cuore di Napoli, siamo a pochissima distanza dalla stazione centrale e da Forcella. Qui comincia il nostro tour enogastronomico. Beh sì, Napoli ha 3000 anni di storia gastronomica e quindi i custodi di questa storia millenaria sono osti, cantinieri, artigiani, baccalaioli, pasticceri che ostinatamente, testardamente continuano ancora a produrre all'interno del centro antico di Napoli. A differenza di altri centri storici di grandi città europee che ormai sono diventati solo una sequenza di bed and breakfast, la città di Napoli è un centro storico che è ancora densamente abitato e questo le consente di sostenere una serie di produzioni artigianali che altrove sarebbero impossibili. Aziende che sono nello stesso luogo da ormai almeno 3 o 4 generazioni, da almeno 100 anni, che producono le stesse cose che producevano i nonni, con gli stessi strumenti del mestiere, con le stesse ricette. Una continuità generazionale che a mio giudizio è grande e vera garanzia di qualità. Partecipano più italiani o stranieri? Il turista americano è molto interessato alla scoperta di luoghi dove sopravvive la tradizione gastronomica napoletana e la persistenza di questi piccoli laboratori a conduzione familiare nel centro storico garantisce una vivacità non solo economica ma anche culturale e gastronomica. Siamo davanti a un mestiere antichissimo, o baccalaiolo, che oggi Vincenzo Apicella qui a Porta Capuana porta avanti ormai da 3 generazioni e lui utilizza gli stessi strumenti di lavoro, lo stesso banco che usava il nonno e il nonno del nonno. Nella gastronomia meridionale baccalà e stoccafisso entrano soprattutto perché lo utilizzavano i religiosi. All'indomani del Concilio di Trento, quello che vieta l'utilizzo della carne, non ci furono alternative, bisognava naturalmente mangiare pesce. E ancora oggi, come faceva suo nonno, Vincenzo Apicella importa stoccafisso e baccalà dai paesi del nord Europa. Il pesce naturalmente è sempre lo stesso, il merluzzo oceanico, quello che cambia è il sistema di conservazione. Essiccato ai venti oceanici diventa stoccafisso, salato e conservato sotto sale diventa baccalà. Il baccalà si presta meravigliosamente all'essere utilizzato fritto e lo stoccafisso invece, il curuniello di stocco, è il cibo ideale da preparare in umido, insomma perfetto per una dieta. C'è il mangiare ma c'è anche il bere. Fino alla prima metà dell'Ottocento il mestiere di acquaiolo era però in realtà un mestiere ambulante. L'acquaiolo aveva la mummarella, ovvero l'anforetta di terracotta sulla spalla e girava la città. Tutti i napoletani ovviamente gli chiedevano: acquaiolo, l'acqua è fresca? Con maneva. Questa era la risposta immancabile. Nella prima metà dell'Ottocento Ferdinando II Borbone concede le licenze di acquafrescaio. Il lavoro passa dall'essere un lavoro ambulante a un lavoro stanziale e le banche dell'acqua napoletane vendevano 3 tipologie di acqua, lo vendono ancora. L'acqua di Serino, quella dell'acquedotto romano del 33 a.C. che ancora alimenta gli acquedotti della città di Napoli. L'acqua ferruginosa, l'acqua ferrigna che nasce sotto le colline di Pizzofalcone e risorge dalle parti del Maschio Angelino di Napoli e soprattutto l'acqua sulfregna, l'acqua sulfurea, l'acqua proveniente dalle zone vulcaniche che circondano Napoli, dal Vesuvio, da Campilflegrei, da Telese. All'acqua sulfurea viene addizionato il succo di 2 mezzi limoni e poi Pasquale aggiunge una punta di bicarbonato e naturalmente è indispensabile bella a cosce aperte. Siamo nel cuore del mercato di Sant'Antonio Abate, dal più antico produttore ancora in attività di fresella amaruzzara, un tipo di fresella che è la fresella da zuppa, la fresella che si presta appunto per essere ammollata al di sotto della zuppa di cozze, della zuppa di maruzze che in italiano sono le lumache di terra. È ben diversa dall'altra fresella, quella che utilizziamo talvolta d'estate quando ci scocciamo di cucinare e ci facciamo la capunata, che è un altro piatto antichissimo dell'Italia meridionale. Viene da Caupona, i ristoranti dell'antica Roma che avevano sempre disponibili dei piatti per l'avventore occasionali. Tutto nasce all'inizio dell'Ottocento. La festa delle maruzze a Porta Capuana. Bisognava realizzare un tipo di fresella che allo stesso tempo fosse cedevole sotto la forchetta nell'acqua bollente, ma che non si disfacesse del tutto. La sfida era ardua, ci riesce il Trisavolo di Antonio Di Paolo.
Mette insieme 5 ingredienti: farina 0, 00, farina integrale, c'è un po' di semolina in quantità, ma soprattutto c'è un ingrediente segretissimo che è costituito dal pane grattugiato ottenuto dalle precedenti lavorazioni invendute. Non si butta via niente, questo però vuol dire che nella fresella del 2022 probabilmente c'è la memoria storica, direi omeopatica, della fresella del 1832, l'anno di fondazione di questo luogo. E poi c'è un altro legame, la lenta lievitazione col lievito madre. È un lievito dal 1832, potrei dire, ma in realtà devo essere onesto. Durante la Seconda Guerra Mondiale il nonno di Antonio Di Paolo fu costretto a scappare sotto i bombardamenti. Ahimè, dimenticò il lievito a Napoli. Quindi il lievito che oggi la famiglia Di Paolo utilizza ha solamente 70-80 anni, ma è pur sempre la memoria storica di questo luogo. Nel vicolo dove visse il commediografo e autore teatrale Raffaele Viviani c'è l'ultima tappa, è un posto dove non si produce cibo, ma è qualcosa di funzionale a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Sì, perché tutti i ristoratori, i commercianti, i fruttivendoli napoletani si rivolgono a una sola persona da ormai decenni per realizzare i loro cartelli con i prezzi, col colore rosso e giallo tipico di Pasquale De Stefano, detto da tutti Pascalo Nummararo, ovvero l'uomo dei numeri, l'ultimo realizzatore di questi cartelli che sono la tradizione del popolo napoletano, l'ultimo di 8 fratelli, tutti e 8 nummarari. Qui loro per anni hanno realizzato gli striscioni famosissimi del calcio Napoli e ovviamente tutti i cartelli che sono nei mercati cittadini. Ci sarebbero ancora da visitare decine e decine di altri posti meravigliosi come questi, magari ci vediamo nelle prossime puntate.